del Mistral a Venezia dopo una cinquantina d'anni d'assenza, ma tutto nasce da un'intuizione a Porto San Giorgio nelle Marche, quando la mia compagna mi accompagna in spiaggia e dietro alle mie spalle trovo una torre, una fortezza, che è la fortezza di Lorenzo Tiepolo. Lorenzo Tiepolo è stato un doge, nel 1269 è diventato doge, ma prima di essere doge è stato il responsabile di questo porto rifugio nato nelle Marche. A un certo punto mi rendo conto che gli amici marchigiani mi dicono: sai, noi facciamo un liquore identitario della città di Venezia, e io sinceramente sono un po' giovane e non lo conoscevo. Il nome era Mistral e non sapevo l'origine esatta di questo liquore. E allora ho cominciato le mie ricerche, sono incominciate le ricerche attraverso l'Università di Fermo, attraverso la Biblioteca del Vaticano, e sono atterrato a Mistral. Mistral è un porto del Peloponneso vicino alla città di Sparta, e da là nasce l'avventura di questo liquore, il più antico dei liquori dei marinai del Mediterraneo, perché non contiene zucchero, perché viene fatto con vino vecchio e quindi è proprio identitario in questa città. Mi hanno detto di essere corto e quindi di dopo farvelo assaggiare. Allora, due cose. Nasce per un'esigenza, tutta la gastronomia e tutti i liquori nascono per un'esigenza fondamentale, o per salute o per identità. In questo caso Mistral diventa sia per la salute dei marinai, perché diventa un disinfettante per le botti dove i marinai veneziani mettevano l'acqua per non farla marcire e non farla attaccare da batteri attraverso l'alcol, ma diventa elisir perché utilizzando il vino vecchio che non poteva essere più bevuto in città, attraverso una cottura immergono la botanica della Serenissima della Laguna, e insieme a lei i frutti, i fichi, la salicornia, le spezie, l'anice stellato, il finocchietto, la cannella, e diventa un elisir per i marinai che avevano bisogno anche di qualche rimedio farmacologico durante le lunghe navigazioni. Tutto questo nasce non da un intuito, ma grazie al comune di Porto San Giorgio, che porto questa mia esperienza, mi aprono le porte, perché loro si sentono veneziani, perché si sentono ancora molto veneziani, grazie anche al gruppo San Marco che mi omaggia di una bandiera, porto al sindaco questa bandiera che loro riconoscono sua, il nostro Gonfaleone, e praticamente inizia un'avventura in mezzo alle campagne di Porto San Giorgio. Là conosco dei contadini, e questi contadini mi fanno vedere la cottura che fanno in casa. È un po', non si potrebbe fare, ma loro la fanno. E nel momento in cui vedo questa cottura, vedo la cucina di Aleppo, che era la medicina fondamentale di Venezia, vedo gli ingredienti che nel XIII secolo sono all'interno della città, e vedo questo elisir profumato, e incomincio a interessarmi minuziosamente al prodotto. Sono arrivato alla storia quando nel 1950-1960 il signor Gianolla in Giudecca lo faceva ancora. In Giudecca chiude Gianolla e il Mistral chiude i battenti anche in città, perché ormai era poco conosciuto e perché la modernità fa arrivare dei drink moderni e perdiamo molta qualità e molta identità. Io mi sono permesso di trovare degli amici in terra marchigiana dove lo producevano e seguivano il disciplinare europeo,
e l'ho rifatto. Ho scelto di farlo a Camerino per un discorso etico, perché Camerino è una città colpita dal terremoto, vivono ancora in uno stato vivono ancora in queste favelas molto calde d'estate, molto fredde d'inverno, e questi due artigiani si sono messi di nuovo a lavorare ricostruendo mattone per mattone questa azienda, e quando li ho visti sono diventati un pezzo di cuore mio, e quindi ho dato il mandato e ho dato la ricetta veneziana per produrlo secondo le normative europee. Come diceva il mio amico che mi ci ha introdotto, è un liquore non solo veneziano, è un liquore mediterraneo. L'anice viene lavorato e contamina tutto il Mediterraneo, perché è un prodotto disinfettante, perché veniva utilizzato per avere una quantità di anetolo, che è un principio medico, non anestetico, un disinfettante, è un antibatterico, è un antivirale. E la cosa straordinaria che ho trovato è che la cottura che fanno nelle Marche e la cottura che ho riscoperto a Mistrà era uguale, usavano l'alloro. L'alloro ci dà un significato per noi food explorer di cottura, un significato, scusate, un significato da dove proviene la cottura. L'alloro mi dà il segnale che la cottura è greca, e questo rapporto con l'alloro, la cottura, dà la simbologia di Apollo e Dafne. Apollo e Dafne, sapete benissimo che Dafne viene trasformata in alloro, e il simbolismo di Dafne è proprio la metamorfosi. E i greci lo utilizzavano per scacciare il maligno nelle loro cotture. Ma non solo loro, anche qua a Venezia lo facevamo. Quando noi cucinavamo il bisato alla vigilia di Natale, verso Murano fanno il bisato all'ara, cioè cucinato in alloro, appunto per scacciare il maligno da questo serpente che simboleggia sicuramente non una parte benefica del cibo. Niente, io sono qua per qualche domanda, mi hanno detto di essere corto perché giustamente bisogna assaggiare il Mistrà. Questa sera lo assaggiamo come lo bevevano negli anni 50 le signore che portavano ai giardini di Sant'Elena i bambini. Le signore andavano, si appoggiavano per la partita dei ciacque, come si dice, a Sant'Elena, mentre i ragazzi giocavano, loro degustavano il Mistrà allungato con l'acqua, che praticamente è quello che usavano i marinai e anche qua in città per disinfettare l'acqua. Facciamo un elenco magari di altri Mistrà, quelli del resto d'Europa, che sono famosi anche in Turchia. Allora, i liquori che ci sono a base d'anice in tutto il Mediterraneo, c'è l'Ozu che è fatto in Grecia, che è prodotto da vino fresco e passito, e quindi è differente dal Mistrà, che noi utilizziamo il vino vecchio delle malvasie della città, perché noi non abbiamo vino. Oppure abbiamo il Neraki, il turco, che viene utilizzato in Turchia, ma viene prodotto dalla fermentazione della patata e del mais, quindi rispetto al Mistrà che è del 1267 arriva dopo Cristoforo Colombo, e questo è un segnale per noi food explorer, dare una data certa al prodotto di provenienza. Quindi senza mai, senza se, abbiamo il prodotto più antico degli francesi che sono il francese arriva, che è il pastis, arriva nel 1920 circa, ed è un prodotto perché l'assenza non possono più utilizzarlo, usano l'anice per produrre un liquore un po' sofisticato che ha all'interno l'anetolo, perché
bisogna ricordarsi che l'anetolo che c'è all'interno dell'anice è un psicoattivo e quindi in grosse percentuali dà una certa sobrietà ancestrale, lo diciamo così, e quindi lo utilizzavano anche per questo e anche in Spagna. Sì, ma sono tutti prodotti che vengono dopo la nostra capacità di introdurre questo liquore, perché noi avevamo un bisogno. Noi veneziani, siccome non abbiamo falde acquifere, avevamo bisogno di disinfettare l'acqua e per disinfettare l'acqua avevamo bisogno di produrre un prodotto concentrato, perché avevamo pochi volumi, no? Allora molto attenti loro a queste culture che arrivavano dalla Grecia qua a Venezia, hanno prodotto questo distillato che dà un prodotto alcolico molto alto e quindi lo disinfetti, ma nello stesso tempo diventa principio medico e quindi controllato dai farmacisti. Infatti sono i farmacisti che fino al 1940 e 50 anche in terra marchigiana avevano tra virgolette la licenza di produrre questo liquore. Noi oggi lo serviremo come lo bevevano, come vi ho detto prima, a Sant'Elena, quindi ci sarà una percentuale del liquore identitario veneziano Mistra 1267 allungato con l'acqua con ghiaccio. Vedrete subito che il colore cambierà, diventerà bianco, è dovuto all'anetolo e simbolicamente questa metamorfosi noi la simboleggiamo con l'aggiunta dell'alloro all'interno di questo aperitivo che spero tanto Venezia identifichi come proprio. Grazie. Molto interessante, poi questa della cosa dell'alloro non l'ho mai trovata da nessun'altra parte, proprio questa solo nostra, no? Giusto? Altre domande? Sì, vabbè. Altre domande, scusa, Che grado alcolico è questo? Il prodotto originale, cioè quello che ho fatto le mie ricerche, arrivava anche a 60 gradi. Il prodotto gestito dalla Comunità Europea ha il massimo alcolico a 45. La normativa europea ti vincola a fare un liquore diverso perché sono molto attenti alla salute, ma diciamo che i veneziani all'epoca avevano un prodotto molto molto concentrato, anche perché debellavano molto, era l'unico sistema per sconfiggere le influenze, i batteri e i virus, cioè non potevano fare altro. Altre domande? Qualcosa? Sempre te? Vuoi fare un'altra domanda? Sì, questo dopo sì, parlate con lui, probabilmente sì, lui lo produce, chiedi dopo a lui senz'altro. Non ci sono altre domande? Che allora vi vedo tutti ansiosi di provare questo Mistra favoloso, insomma. E dopo adesso lo chiediamo, poi vuoi spiegare come si trova il tuo, se è in vendita, eccetera? Lui citò questo, giusto? La produzione è ancora molto limitata, comunque basta domandarmi qualche bottiglia. Euro e sì. No, però è una produzione ancora molto limitata, è molto amatoriale, mettiamola così, però certificata. Il prodotto lo trovate, se lo volete degustare, anche al Giubagio e alcune osterie, con hashtag Mistra 1267 trovate tutto quello che vi ho detto ma in maniera un po' più colorata, ok? E con hashtag Venezia in un sorso trovate tutte le testimonianze dei veneziani che se lo ricordano ancora. Perfetto. Volevo aggiungere un'altra cosa, vedete il disegno? Il disegno è, vedete com'è fatto? È fatto da 3 righe legate
assieme per formare una barca. Questa è la barca dei marinai veneziani ed è stilizzata grazie alla stamperia di Trento che mi ha insegnato a seguire. Il gioco quindi ce l'ha? Sì, sì. Guardiamo come lo fa, attenzione, se volete rifarlo a casa. Allora, quanto di percentuale? Circa 20%? Ma no, siamo ancora al 5%. 5% del Mistral. Acqua. Vedete la trasformazione dal trasparente al bianco, la trasformazione dal trasparente al bianco, lo vedete? E dopo per regalare proprio questa trasformazione, che è una trasformazione greca, e quindi Apollo e Daphne, mettiamo a Daphne all'interno del bicchiere. Ecco qua. Io non l'ho mai visto da nessun'altra parte, Tutto no? veneziano. Tutto veneziano, qua abbiamo un Mistral veramente veneziano, ragazzi. Benissimo, allora pian pianino avviciniamoci e proviamo.